Viaggiasse è stata completamente svuotata dall'acqua, ma venite con noi a vedere che disastro ha fatto questa notte l'acqua in questa abitazione. È un disastro in quanto fino alle 3 di mattina io mi ero alzato per vedere, perché comunque c'era una pioggia di una certa intensità ed era tutto a posto. Poi a un certo punto evidentemente gli scarichi della strada, quindi tutta la rete idrica è andata in tilt. Io ho il sistema di pompe per quanto riguarda la mia abitazione, ma nel momento in cui il sistema idrico va in tilt e quindi l'acqua mi entra dalla strada, chiaramente il mio sistema non è sufficiente a smaltire l'acqua del quartiere e quindi come una cascata nell'arco di 10 minuti è entrato 1,60 m d'acqua in tutto il seminterrato. Quindi Tutto da buttare via? distruggendo tutto, perché la prima parte è garage, la seconda parte è taverna, quindi vivibile, ed è tutto da buttare via. Una storia che si ripete in via Gessi, racconta Raffaele Mazzuccato, che 10 anni fa aveva subito lo stesso allagamento a causa del mancato funzionamento di alcune idrovore. Salvo per miracolo anche il cane di famiglia, Geo, che Raffaele Mazzuccato ha portato fuori a braccio quando l'acqua gli era già arrivata al collo. Da qui ci spostiamo in via Carinaldini. Queste foto raccontano cos'era questa strada chiusa alle 7 di mattino, un torrente. Così se l'è trovato a risveglio Stefano Sorgato, che vive 2 civici più avanti. Quando ci siamo svegliati questa mattina era tutto completamente sommerso dall'acqua. Qui era completamente pieno, l'acqua mi arrivava circa fino a qui, uscendo qua in strada. E perciò è arrivata fino dentro e mi è arrivata dentro in casa, lì nella palestra sotto, nel garage. E mi hanno passato un paio d'ore fino adesso per cercare di liberare, svuotare l'acqua e asciugare, cercare di recuperare quello che si recupera. Allagamenti limitati a questa zona della città, a Padova, sono stati interessati anche alcuni sottopassi. Per queste famiglie che adesso iniziano la conta dei danni, l'amarezza è tanta. Noi abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono stati assolutamente veloci, tempestivi ed efficienti. È venuta una squadra, mi pare si chiami Uscita 3, mi pare sia, che non finirò mai di ringraziare per solerzia. Per contro devo dire che a fronte di chiamate alla protezione civile chiedendo se come alternativa poteva esserci questa squadra di intervento, con tutto il rispetto ai corpi volontari che fanno un'opera meritoria, ci hanno detto che la protezione civile apre alle 7. Il problema è successo alle 4.